Il prefetto romano di Agrigento è stato trasferito a Vicenza dopo 1 anno e mezzo di permanenza ad Agrigento. Al suo posto arriverà Salvatore Caccamo, originario di Palermo e prefetto a Vicenza dal dicembre del 2023. Operazione gigante portata avanti dalla DIA a Genova che interessa la città di Palermo, Milano, Torino e Agrigento. Scoperta dai carabinieri di Castrofilippo un'attività estrattiva abusiva. 2 le persone denunciate. Firmata la carta etica per lo sport al comune di Comitini con il Sor Optimis di Agrigento. Domani sera in suffragio una messa con Patrizia Russo alla chiesa Badiola di Agrigento. In sua memoria sarà scoperta anche una panchina rossa. Forza Italia Raffadali interroga il sindaco sullo stop ai lavori nel rione Barca. La partita tra l'Akragas e il Paternò, non disputata domenica prossima per un malore dell'arbitro, potrà essere recuperata mercoledì 4 dicembre. La Mediterranea Serramenti di Aragona vince a Palermo e si porta in testa al campionato di Serie D femminile. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TV Notizia. Apriamo oggi con una notizia in merito al trasferimento a Vicenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano. Dopo 1 anno e mezzo di permanenza nella città dei Templi è stato chiamato a rivestire lo stesso incarico nella cittadina veneta. Al suo posto arriverà in città Salvatore Caccamo, di anni 62, originario di Palermo, che è già prefetto di Vicenza dallo scorso dicembre 2023. Dal 28 dicembre del 2021 è stato anche viceprefetto coordinatore della prefettura di Foggia, commissario straordinario e liquidatore del lato idrico numero 5 di Enna, presidente del consiglio di amministrazione della società Rifiuti SRR di Enna. A tal riguardo il sindaco di Canicattì Corbo esprime gratitudine al prefetto romano per l'attenzione mostrata alla sua comunità, così come anche il sindaco di Comitini Nigrelli ha voluto ringraziare il prefetto romano per il lavoro svolto nel nostro territorio e per essere stato un punto di riferimento fondamentale e prezioso e attento alle esigenze delle istituzioni. E dalle prime luci dell'alba a Genova è in corso una vasta operazione antimafia denominata Gigante, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, coadiuvata dai centri operativi DIA di Palermo, Milano, Torino e dalla sezione operativa di Agrigento. Il nostro approfondimento. Dalle prime luci dell'alba a Genova è in corso una vasta operazione antimafia condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, coadiuvata dai centri operativi della DIA di Palermo, Milano, Torino e dalla sezione operativa di Agrigento. La DIA sta seguendo misure cautelari in carcere emesse dal GIP del capoluogo su richiesta della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo nei confronti di 6 indagati accusati a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illecita di armi ed estorsione. In corso anche il sequestro preventivo di un terreno a Palermo, perquisiti personali e domiciliari nei confronti di ulteriori indagati. L'operazione, denominata Gigante, nasce da approfondimenti antimafia eseguiti dalla DIA di Genova nei confronti di alcune società della logistica, dai quali è emerso il rischio di infiltrazione mafiosa attraverso alcuni esponenti del mandamento Tommaso Natale di Palermo, motivo per cui le società sono state colpite da alcune interdittive. Le indagini hanno portato alla scoperta di 4 pistole, 500 proiettili occultati in un container in uso alla società di trasporti e nella disponibilità dell'imprenditore, che è accusato di aver costituito un gruppo organizzato dedito al traffico internazionale di cocaina in Sud America. È stato infine contestato all'imprenditore il reato di estorsione, poiché, forte della sua disponibilità di armi, minacciava di morte una persona costringendola a non vendere un immobile nelle zone di Genova, nella disponibilità di quest'ultima e anzi a sottoscrivere un contratto di comodato d'uso in suo favore
al fine di adibirlo a bed and breakfast, dal quale l'indagato avrebbe tratto guadagni esclusivi. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Genova Marassi e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. È scoperta dai carabinieri un'attività estrattiva abusiva a Castrofilippo, l'area è stata sequestrata e 2 persone denunciate all'autorità giudiziaria. Il servizio. A Castrofilippo i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare le condotte che compromettono il patrimonio ambientale, hanno individuato un'attività estrattiva non autorizzata incontrata a Fontana Pazza. I conseguenti accertamenti si sono conclusi con la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento di 2 persone, un 40enne di Canicattì, proprietario del terreno, e un 57enne di Favara, esecutore materiale dei lavori. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di appurare che i 2, agendo in concorso tra loro incontrata Fontana Pazza in un'area privata, avevano avviato uno scavo minerario senza alcuna concessione autorizzativa, sebbene la zona non fosse soggetta a vincoli paesaggistici, archeologici o idrogeologici. I lavori hanno provocato un significativo deterioramento del suolo. L'area interessata dall'attività abusiva è stata posta sotto sequestro anche per impedire ulteriori danni all'ambiente. La collaborazione con il personale specializzato del Dipartimento Minerario di Caltanissetta ha permesso di effettuare ulteriori verifiche tecniche e di quantificare le irregolarità riscontrate. All'esecutore materiale dei lavori è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 80.000 euro. I controlli dell'Arma dei Carabinieri hanno proseguito e proseguiranno al fine di assicurare il rispetto delle leggi ambientali e contrastare le attività illegali che mettono a rischio il patrimonio naturale e paesaggistico. E le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca del valore di 2.150.000 euro emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo a seguito della condanna definitiva di una donna per il reato di autoriciclaggio. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Fiamme Gialle di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca del valore di 2.150.000 euro emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello a seguito della condanna definitiva di una donna per il reato di autoriciclaggio e prosciolta per intervenuta prescrizione dalla sola accusa di circonvenzione di incapace, rispetto alla quale tuttavia i fatti sono risultati completamente provati in giudizio. Le indagini di polizia giudiziaria eseguite dalla compagnia di bagheria a cavallo tra il 2015 e il 2018 avevano messo in luce un articolato e milionario disegno criminoso di spoliazione patrimoniale a danno di un benestante imprenditore italo-americano, del figlio disabile ed erede universale di tutti i suoi beni, attuato dalla badante, cittadina italiana originaria di Misilmeri. La stessa infatti era stata assunta quale assistente del ricco imprenditore di origine siciliana, già titolare di una importante catena di lavanderie negli Stati Uniti e rientrato in Italia per gli ultimi anni della propria vita, insieme al figlio affetto da una grave patologia. Lo stesso imprenditore benestante l'aveva incaricata con proprio testamento di occuparsene per tutta la vita, in cambio le aveva lasciato in eredità 31 cespiti immobiliari, tra terreni e appartamenti distribuiti nell'entroterra palermitano, per alcuni dei quali era stato però concesso l'usufrutto al figlio finché fosse rimasto in vita. A quest'ultimo inoltre erano state lasciate in eredità anche rilevanti polizze per un valore di oltre 2 milioni di euro. Gli accertamenti eseguiti in fase investigativa e successivi alla morte dell'imprenditore italo-americano nel 2014 sono scaturiti dalle denunce del perito del tribunale incaricato di valutare la capacità del figlio e del de cuius. Quest'ultimo ha accertato come il tutelato non fosse capace di esprimersi correttamente né di attribuire valore al denaro e alle cose di cui si serviva, non solo,
Resasi conto delle attività investigative in corso, la donna aveva addirittura tentato, in pendenza di accertamenti, di far istruire il figlio dell'italo-americano affinché fosse preparato e collaborativo nel corso dell'effettuazione delle perizie giudiziarie con l'intento di far apparire le sue donazioni frutto di scelte coscienti e volontarie. Le indagini svolte all'epoca dei fatti, anche mediante intercettazioni telefoniche ambientali, hanno appurato l'evidenza di questi tentativi di inquinamento delle prove. Gli accertamenti bancari, invece, svolti in seguito alla morte del padre, sono serviti a ricostruire come la badante abbia anzitutto fatto smobilitare al giovane l'intero importo delle polizze per farselo trasferire sui propri conti correnti con numerose operazioni dispositive. Successivamente, con l'aiuto di uno dei figli conviventi, ha reimpiegato le somme sui conti bancari di una società ungherese costituita ad hoc, di cui era socia unica, in modo da occultarne la reale provenienza. Da lì sono stati compiuti ulteriori trasferimenti anche verso paesi extracomunitari che ne hanno reso difficoltoso il rintraccio. Anche per questi motivi è stata disposta la confisca per equivalente dei profitti del reato. Il provvedimento in corso di esecuzione, che permetterà di assicurare all'erario la quasi totalità delle somme, riguarderà numerosi cespiti immobiliari intestati alla condannata, nonché al nucleo familiare, cui sono stati via via trasferiti alcuni beni. Saranno apprese inoltre anche le disponibilità liquide giacenti sui conti correnti della donna e dei familiari e ogni altra disponibilità economica e finanziaria, incluse quelle presso terzi. E passiamo agli eventi relativi al 25 novembre. Si è svolto ieri presso il Palazzo Bella Cera di Comitini un evento che ha visto protagonista il Sor Optimis Club di Agrigento con un convegno dal tema Donne e Sport, il gender gap insanabile, con la firma della Carta Etica del Comune di Comitini per lo sport. Noi eravamo sul posto, ci sono alcune interviste. Si è svolto ieri presso il Palazzo Bella Cera di Comitini un evento che ha visto protagonista anche il Sor Optimis Club di Agrigento con un convegno dal tema Donne e Sport, il gender gap insanabile, con la firma della Carta Etica del Comune di Comitini. Ha condotto i lavori Margherita Trupiano, quindi saluti del sindaco Biagio Nigrelli, e Paola Toscano, presidente del club agrigentino, che ha spiegato l'iniziativa. Quindi gli interventi di Francesca Scollo, allenatrice della squadra pallavolo Aragona Mediterranea Serramenti, che milita in Serie D femminile, che ha parlato del difficile percorso delle donne nello sport. Gaia Ramel, giocatrice della stessa squadra, che dalla terra di Tunisia ad Agrigento ha parlato di quando lo sport è integrazione, del presidente della squadra Nino Di Giacomo, di Annalisa Tornambè dell'Associazione Cometa di Comitini, che ha discusso su donne migranti e sport, approccio e percezione, la campionessa di lancio del giavellotto Giusy Parolino e della vicepresidente della squadra dell'Acregas ed ex assessore del comune di Agrigento Roberta Lala. Oggi abbiamo organizzato
E domani sera alle ore 18 una Santa Messa alla Chiesa Badiola di Agrigento in suffragio di Patrizia Russo, uccisa dal marito. Alla fine della funzione religiosa il sindaco di Agrigento Miccichè scoprirà una panchina di colore rosso in ricordo di Patrizia e di tutte le donne vittime di femminicidio. E sempre in tema, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso l'Accademia delle Scienze Mediche del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo si è tenuto un convegno dal tema Oltre il silenzio, storie di donne resilienti. È stato un momento di riflessione e di mobilitazione collettiva e testimonianza su alcuni casi di violenza subita. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Quali sono gli obiettivi del congresso di oggi? Gli obiettivi del congresso di oggi sicuramente sono di affermare e confermare il ruolo che la società deve avere e ancora di più le aziende sanitarie nell'intercettare il bisogno della donna, il bisogno che la donna deve assolutamente, speriamo sempre di più, denunciare quando si trova di fronte a violenza. Noi con violenza non intendiamo soltanto quella fisica, ma violenza psicologica. È lì che noi dobbiamo intervenire come società civile. Come Policlinico, come azienda sanitaria, sicuramente noi stiamo mettendo in campo diverse azioni. Abbiamo dato la possibilità a diverse associazioni di volontariato di essere presenti. Abbiamo un pronto soccorso assolutamente completo nel percorso di cura e di assistenza della persona che viene per questo motivo. La violenza sulle donne richiede un cambiamento culturale drastico, importante, mi verrebbe da dire rivoluzionario nella sua capacità trasformativa della sensibilità, della cultura, e quindi richiede azioni concrete, diffuse, disseminate, che riguardano anche l'educazione dei bambini. L'educazione dei bambini crea la premessa per il rispetto del femminile, per il rispetto della donna. Prevenzione di eventuali nuove relazioni violente e di dipendenza. I sintomi di una violenza si riconoscono nella progressiva chiusura della donna, nel progressivo sentimento di insicurezza e nell'aumento dei tratti di dipendenza dentro la relazione. La donna ci cade, ci resta incastrata, non capisce che non sono i suoi difetti ma che hanno a che fare con la relazione perversa, e quindi i primi segni hanno a che fare con un disagio psicologico manifestato da queste donne. Una giornata importante che vuole essere non solo di testimonianza e di continuità di impegno, ma anche di riflessione e di analisi delle metodologie fin qui impiegate e ulteriormente da impegnare per limitare, confinare, possibilmente ed auspicabilmente eliminare la violenza contro le donne, che certamente imbarbarisce la società civile e mortifica la comunità. Dobbiamo tutti interrogarci su ciò che determina certe tragedie. C'è qualcosa di profondamente malato. Dobbiamo lavorare molto sul piano culturale, secondo me è lì che probabilmente c'è da fare molto, e spero che questa giornata sia utile per darci qualche spunto. E a Raffadali Forza Italia interroga il sindaco Cuffaro sullo stop ai lavori nel rione Barca. Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Raffadali e il presidente del Consiglio Comunale Santino Cuffaro Farrugia, i consiglieri comunali Maricetta Casalicchio e Salvatore Cacioppo e tutto il direttivo del partito azzurro interrogano il sindaco Silvio Cuffaro sull'interruzione sin da maggio scorso dei lavori nel cantiere di riqualificazione e consolidamento del rione Barca, consegnati il 14 settembre del 2021 per circa 9 milioni di euro da completare nel febbraio 2023. Cuffaro, Farrugia, Casalicchio e Cacioppo affermano: quando il cantiere è stato inaugurato il sindaco annunciò che sarebbe stata la più importante opera della sua sindacatura e che la zona sarebbe stata arricchita con area a verde, giochi per bambini, strutture sportive. Ebbene, i lavori non solo sono in grave ritardo, ma da maggio scorso, affermano
I rappresentanti del comune di Raffadali sono interrotti, gli abitanti della zona sono costretti tra disagi, polvere e detriti. Abbiamo compiuto un sopralluogo su sollecitazione degli stessi residenti e abbiamo verificato quanto adesso si interroga, scattando anche delle foto che state vedendo a testimonianza. Nasce in Sicilia la Fondazione Ducezio, il re dei sicoli, che guidò la resistenza contro la dominazione greca, un precursore dell'autonomia, dice il presidente della neonata fondazione, l'onorevole Raffaele Lombardo, già governatore della Sicilia, che ha anche parlato di autonomia differenziata. Sentiamo una sua dichiarazione. Ma perché nasce questa fondazione Ducezio? Ma perché è un personaggio storico, diciamo che è un proto-autonomista se vogliamo, è stato colui il quale nel 460, in fondo si hanno notizie di lui in quel ventennio, 460-440 avanti Cristo, osò immaginare di mettere insieme un esercito di siciliani, definiamoli meglio, più correttamente siculi, per combattere i greci che avevano colonizzato alcune città della Sicilia. Gli finì male, come è finita male a molti altri autonomisti che hanno osato sfidare i colonizzatori, i saccheggiatori della Sicilia. Ci ha tentato e chi si ricorda di Ducezio, soprattutto tra i giovani? Mi ha impressionato una ricerca di qualche anno fa, forse di un ventennio fa, secondo la quale soltanto il 15-20% degli studenti di giurisprudenza sapeva dello statuto speciale. Quindi statuto speciale, autonomia e questo spirito coraggioso, eroico, se volete, utopico, tipico degli autonomisti, va riproposto soprattutto ai giovani attraverso figure importanti. Abbiamo dedicato questa fondazione a Ducezio e non potevamo che iniziare parlando di questa figura e facendolo non con i flash dei social, ma semplicemente con una serie di relazioni di studiosi di altissimo livello che ci costringono, tra virgolette, a studiare, a riflettere e a conoscere. Il messaggio è questo. Poi la Fondazione farà cose attualissime naturalmente, ma secondo quello spirito. La sanità, l'ambiente, l'energia, lo sviluppo, il lavoro non possono non essere temi che devono essere approfonditi con la stessa serietà del convegno di oggi, non così attraverso, ripeto, flash di agenzia, ma approfondendo gli argomenti e offrendo ai siciliani, facendo sì che anche la politica venga ispirata, come dire, da valori, ma anche da studi, da ricerche, in maniera tale che l'uomo politico, come il cittadino, si muova seguendo un percorso serio, piuttosto che gli interessi del momento. Ma proprio se interessa il momento, non è che questa fondazione nasce anche un po' per, in tema di autonomia differenziata, non rilanciare, ma confermare il progetto autonomista per la Sicilia? Ho sempre detto che io non sono ostile pregiudizialmente all'autonomia differenziata perché noi siamo una regione ad autonomia differenziata. Dovremmo fare valere di più la nostra autonomia differenziata. Quella degli altri, intanto è fondata su un articolo introdotto nella Costituzione, poi bisogna vedere, è una questione di risorse. Questa autonomia differenziata, come dire, sarà gestita, le competenze che le regioni rivendicheranno, alcune regioni, quelle del nord, Veneto e Lombardia in maniera particolare, con le risorse attualmente investite forse male dallo Stato, in spirito autonomistico e a dimensione regionale, non possiamo essere che d'accordo. Sottrarranno risorse, anche quelle fiscali, al bilancio dello Stato e questo si ripercuoterà inevitabilmente sulle regioni più deboli, non possiamo che essere contrari. Approfondiamo la sentenza della Corte Costituzionale e poi agiamo di conseguenza, ma scendendo in campo, rischiando l'esilio e la morte a Calais come è successo per Ducezio, se serve, se vogliamo bene al nostro popolo. L'ultima domanda, veloce, la domanda non so la risposta, ma è pace nel centrodestra? Ieri c'è stato l'accordo a Palermo, ok, si chiuderà il bilancio entro il mese di dicembre, si va dunque verso la seconda parte della legislatura? Naturalmente si va avanti verso il resto della legislatura e chiaramente si è ritrovata, non è che sia mancato, ma comunque uno spirito di collaborazione, di solidarietà
soprattutto puntando su criteri rigorosissimi nella concessione di contributi per tutto quello che serve ai siciliani, per evitare che, come dire, si disperdano le risorse e producano pochi effetti e poco benefici. Interessante iniziativa del Lions Club Agrigento Host, che ha donato alla città di Favara un albero di ulivo, simbolo di pace e di speranza, a perenne ricordo delle vittime per l'affermazione della pace. Sentiamo le interviste ai protagonisti. Interessante iniziativa del Lions Club Agrigento Host, che ha donato alla città di Favara un albero di ulivo, simbolo di pace e di speranza, a perenne ricordo di tutte le vittime per l'affermazione della pace. Alla donazione erano presenti il sindaco della città Antonio Palumbo, l'arciprete Donnino Gullì, Salvatore Malluzzo, presidente del comitato service GST, e la presidente dello stesso club Nenzi Arena, che ha affermato come essere di esempio in questo momento storico è fondamentale per divulgare la pace. I Lions, come sempre, presenti al servizio della comunità e del territorio. Oggi il nostro club Agrigento Host ha donato alla città di Favara un albero di ulivo in ricordo delle vittime per l'affermazione della pace. Io ritengo che essere d'esempio in questo periodo storico è fondamentale, perché oggi più che mai c'è un gran bisogno di divulgare la pace, la non violenza, affinché si possa fermare la guerra e tutte quelle forme appunto di violenza che portano alla distruzione della nostra società. Vorrei sentitamente ringraziare le istituzioni tutte presenti oggi qui alla realizzazione di questo service, le istituzioni civili, religiose, il nostro sindaco di Favara e soprattutto la mia squadra, il mio club Agrigento Host, nella persona in particolare di Giuseppe Caramazza e Salvatore Malluzzo, che mi hanno supportato in questo grande momento d'esempio per tutta la comunità. Siamo qua per questa splendida iniziativa, oggi siamo nella piazzetta della Pace e abbiamo piantumato un bellissimo ulivo, dalle immagini lo vedrete, simbolo della pace, nelle giornate che sono dedicate anche dal nostro Stato alla festa dell'albero. I Lions, con i quali collaboriamo da tempo, hanno voluto dare questo gesto alla nostra città ed è un ulivo simbolo di pace dedicato, e così la dicitura della targa che abbiamo affisso, a tutte quelle che sono vittime che si sono prorogate per dare la pace in giro per il mondo. Un altro segno si aggiunge alla città di Favara, si aggiunge in un giorno particolare. Proprio ieri abbiamo celebrato la giornata dell'albero. Il dono di un albero alla città di Favara diventa un richiamo per la pace, poi è un ulivo a maggior ragione. Questo ci impegna come cittadini e per noi che crediamo come cristiani a recuperare quella beatitudine che Gesù ci ha ricordato, beati gli operatori di pace, non tanto i pacifici, ma gli operatori di pace, cioè quelli che la pace la sanno costruire e si sforzano di ricercarla ad ogni costo. I Lions da sempre sono impegnati per la tutela del patrimonio e dell'ambiente. Il Lions Club Agrigento Host ha sposato appieno questo service e da GST devo dire che questo si muove in linea con quelle che sono le linee guida sia a livello distrettuale sia al livello multidistrettuale. Un grazie lo rivolgiamo sia all'amministrazione che ci ha consentito appunto di poter donare questo albero, simbolo di pace, l'ulivo di pace e di speranza, e soprattutto dedichiamo questo albero di ulivo alle vittime per l'affermazione della pace, un concetto che mai come in questo momento è necessario. Linea da regia per la pubblicità. Ha visitato il carcere Cerulli di Trapani dopo gli arresti effettuati da alcuni poliziotti della Polizia Penitenziaria, il parlamentare di Italia Viva Davide Faraone. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Abbiamo visitato il carcere Pietro Cerulli di Trapani, lo stesso in cui i giorni scorsi si sono verificati casi di tortura che hanno portato all'arresto di 11 agenti della Polizia Penitenziaria. A dirlo nelle scorse ore è Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. È doveroso che si faccia piena luce, dice ancora, su quanto accaduto e si chiariscano le responsabilità rispetto ad una condotta gravissima
Tuttavia bisogna fare attenzione a non criminalizzare l'intero corpo della polizia penitenziaria. La visita ci ha fatto anzi constatare le condizioni di estrema difficoltà a cui devono far fronte gli agenti di Trapani. Gli organici sono sguarniti del 30% rispetto alle necessità e tale carenza è aggravata dalla presenza di molti detenuti psichiatrici. L'assistenza medico-sanitaria è ridotta a livelli minimi, le strutture bisognose di interventi seri. La situazione è critica per gli stessi detenuti costretti a trascorrere le giornate in celle stracolme, con attività ridotte al minimo dalla mancanza di personale. Insomma, al Cerulli il sogno di Del Mastro di togliere il respiro ai detenuti è pienamente realizzato. Il problema è che con il governo Meloni tanti mafiosi possono respirare benissimo perché, a dispetto delle sparate di Del Mastro, non si è fatto nulla per evitare che escano di prigione, ha ancora concluso. La visita, lo ricordiamo, segue il terremoto giudiziario che ha coinvolto la struttura carceraria e con essa uomini della polizia penitenziaria, ma soprattutto ha visto i detenuti più fragili subire ingiustizie e angherie disumane. 16 ambienti, 2 metri per 4, con una finestrella a 25 centimetri dal letto, mura scrostate, il WC a vista. La cella numero 5, la chiamavano la stanza liscia, era quella senza suppellettili, destinata a chi si temeva potesse compiere gesti autolesionisti. E la zona blu, la sezione isolamento del carcere di Trapani, dove gli occhi delle telecamere di sorveglianza non sempre arrivano. È lì che per anni, secondo la procura, un gruppo di agenti ha torturato, umiliato, picchiato i detenuti più problematici, persone con problemi psichici, extracomunitari e così via. Gli inquirenti, che parlano di trattamento inumano e contrario alla dignità delle persone, hanno chiesto ed ottenute domiciliari per 11 guardie carcerarie e la misura interdittiva per altre 14. Che la zona blu fosse l'inferno dell'istituto di pena trapanese si sa da tempo, lo hanno denunciato i detenuti, l'hanno messo nero su bianco le associazioni, denunce generiche fino a quando il 17 settembre del 2012 un carcerato fa un esposto raccontando di essere stato punito dopo una protesta, portato nella sezione isolamento e aggredito a calci, pugni e sputi. È sempre lui a riferire di aver sentito un altro detenuto nella cella accanto urlare. Comincia così l'indagine coordinata dalla procura di Trapani, che ha poi svelato aggressioni, umiliazioni, perquisizioni illegali che per anni hanno visto protagoniste un gruppo di guardie e vittime proprio loro, i detenuti più fragili. Passiamo agli spettacoli. Edoardo Bennato ha inaugurato la stagione invernale di spettacoli al Paraforum Bellavia con un successo travolgente, il servizio. Il Paraforum Bellavia dello Sport Village ha aperto le sue porte a una serata memorabile. Edoardo Bennato, icona indiscussa della musica italiana, ha incantato una sala gremita di spettatori entusiasti regalando un'esperienza indimenticabile. Con un pubblico in festa e un'organizzazione impettabile, lo spettacolo ha segnato ufficialmente l'inizio della stagione invernale di eventi al Paraforum. La magia delle canzoni di Bennato, capaci di attraversare generazioni, ha risuonato in un'atmosfera carica di energia e partecipazione. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari. Il risultato è stato all'altezza delle aspettative, tutto ha funzionato perfettamente, dal coordinamento tecnico alla calorosa accoglienza del pubblico. Questa straordinaria serata non solo celebra il talento di Bennato, ma il ruolo centrale dello Sport Village di Bellavia come luogo di aggregazione culturale e artistica, pronto ad accogliere una stagione ricca di appuntamenti imperdibili. La risposta entusiasta del pubblico testimonia da applausi incessanti e un clima di pura condivisione, un segno tangibile del valore che questi spettacoli portano alla comunità. Il prossimo appuntamento è previsto per l'11 gennaio 2025 con il cantautore Fabio Concato. Intorno a te ti hanno iscritto a un gioco grande, se non comprendi
se fai domande, chi ti risponde? Ti dice è presto, quando sarai grande, allora saprai tu, saprai perché, saprai perché, quando sarai grande, saprai perché. E passiamo ora allo sport. La partita tra l'Acagas e il Paternò, non disputata domenica scorsa per un malore dell'arbitro, potrà essere recuperata mercoledì 4 dicembre. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. La gara di campionato tra Acaragaz e Paternò, disputata domenica scorsa 25 novembre allo stadio Asseneto per malore all'arbitro, potrebbe essere recuperata mercoledì 4 dicembre. A quanto pare le due società hanno pienamente concordato la data della disputa. Intanto è ripresa la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il capolista Siracusa, una gara difficile da affrontare dove poche squadre sono riuscite a fare punti. Nel calcio nulla è scontato e l'Acaragaz, pur nei limiti conosciuti, è riuscito in stagione di potersela giocare a testa alta contro squadre come la Regina e la Scafatese. Per quanto riguarda il prossimo futuro, sembra che manca solo l'ufficialità che il padrone Giuseppe Dena abbia raggiunto un accordo con un'azienda di Vicenza, però di origine agrigentina, distributrice di carni. Entrerebbe al 50% e ciò permetterebbe di sbloccare il calciomercato con l'arrivo di un playmaker e un centrocampista e un attaccante. A quanto si dice, a questo nuovo gruppo dovrebbe affiancarsi anche qualche altro imprenditore. Se sono rose, vedremo come andrà a finire. Scendendo di categoria, nel girone A di seconda categoria, il Cenciana e il River Plate si ritrovano in fuga in alta classifica. Entrambe si sono imposte nella nona giornata di campionato, rispettivamente contro l'Atletico Marsala per 2-1 e in derby contro l'Alessandria della Rocca per 3-2. Sono state gare molto incerte sino al 90° con il Cenciana che ha dovuto ribaltare il risultato che lo vedeva sotto di una rete. Nella ripresa la compagine biancoverde del tecnico Raimondo Salemi ha prima pareggiato e poi effettuato il sorpasso con una doppietta di Nino Piazza. Dopo la quinta giornata del campionato di terza categoria, ben 5 squadre si ritrovano nei piani alti della classifica, in appena 3 punti. In vetta spiccano attualmente Atletico Favara e Don Bosco con 13 punti, mentre al secondo posto a 12 inseguono Favara Calcio e Burgio. A 11 invece il Bovo Marino Montallegro, che in questa giornata ha rifilato ben 9 reti alla malcapitata Empedoclina squadra B. Non va meglio all'altra squadra marinara che incassa 4 reti dal capolista Atletico Favara. Nulla da fare invece per lo Sporting Akragas, sconfitto in casa dal Muxar per 1-3. Vediamo ora una panoramica dei gol realizzati in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie D, Girone I, curata dalla redazione di WeSport. 13ª giornata nel girone I di Serie D, sono 26 gol messi a segno, ma il più importante lo realizza alla mezz'ora della ripresa Alberto Acquadro nella sfida al vertice tra Scafatese e Siracusa. 3 punti fondamentali per gli aretosei che balzano stavolta solitari al comando del campionato. Tiene il passo la Vibonese che archivia la brutta sconfitta maturata contro la Cireale battendo a domicilio il Licata grazie al colpo di testa di Filippo Berardi. Pareggio con qualche rimpianto per la Regina avanti di 2 gol a fine primo tempo con la doppietta di Ragusa, acciuffata da un indomito Pompei che agguanta la parità con De Luca ed El Hilali. Non è più una rivelazione il Sabbiase che sbanca il Gaeta di Enna per 3-0. L'incornata di Zerbo dà il via alla vittoria giallorossa, certificata nel secondo tempo dalle letali ripartenze di Ferraro e Solomon. 5 successi esterni a cui si iscrivono anche Nisse e Locri. Esordio subito vincente per Giovanni Campanella alla guida della panchina biancoscudata. Decisivo l'1-2 mortifero di Semenzin e Rotulo, a Cirale a cui non basta la rete di Domenico Marchetti.
Bene anche il Locri, che batte il Città di Sant'Agata per 3-2. Scorpacciata di gol anche nella sfida salvezza tra Ragusa e San Cataldese. I Blei che partono forte con la rete di Boniglia, raddoppio di Crisci, Verde e Amaranto che rientrano in partita con il 2-1 di Germano. Nella ripresa il Ragusa allunga con Ametai. Ospiti che accorciano le distanze con Paladini. Adesso Ragusa e San Cataldese sono appaiate a quota 13 punti in piena bagarre play-out. 2-2 e grande spettacolo tra Nuova IG Virtus e Castrum Favara, protagonisti fin qui di un campionato molto positivo. 2 volte avanti il Favara con Romero e Palma, 2 volte agguantato da Unigea che non molla, pareggiando prima con Trombino e al 92esimo con la rete del 2-2 di Currò. Non disputata per un malore occorso all'arbitro il match tra Akragas e Paternò, rinviato quindi a data da destinarsi. Si chiude la nostra 13ª Goal Collection, appuntamento a lunedì prossimo per un dicembre che ci accompagnerà alla conclusione del girone d'andata. La Mediterranea Serramenti di Aragona, squadra di pallavolo che milita nella Serie D femminile, torna a casa con una bella vittoria conseguita a Palermo, con un incredibile 3-2 che la porta in vetta alla classifica, il nostro servizio. La Mediterranea Serramenti Pallavolo di Aragona continua la sua cavalcata trionfale nel campionato di Serie D, conquistando la 5ª vittoria consecutiva a Palermo contro la Pomaralva con un incredibile 3-2. È stata una partita giocata con grinta e cuore per mantenere la vetta, una sfida condizionata però da un ritardo nell'inizio del gioco e da un impianto particolarmente freddo. Le giocatrici hanno dato prova di grande carattere e determinazione, mantenendo il primato in classifica e l'imbattibilità stagionale. La Mediterranea Serramenti torna a casa con una bella vittoria che la pone in testa al campionato. Sì, è una vittoria memorabile perché eravamo arrivati a Palermo e abbiamo trovato un freddo cane e poi abbiamo giocato in un pallone tensostatico che purtroppo le nostre ragazze ne hanno sofferto. Poi c'era pure un altro fattore, quello dell'attesa, c'era una partita in corso, abbiamo aspettato la fine di questa partita che è finita pure 3-2, quindi immaginate voi cosa significava per le ragazze stare due ore al ghiaccio. Però siamo soddisfatti. Stavamo sotto per 2-1, anche se i primi 2 set sono state 2 battaglie. Il primo set perso ai vantaggi 27-25 e poi ci siamo imposti per 26-24. Nel terzo set c'è stato un crollo proprio verticale delle nostre ragazze, però il quarto e quinto set Francesca Cusumano è salita in cattedra, ha preso per mano le nostre ragazze e ha portato la nostra Mediterranea Serramenti alla vittoria. Prossimo appuntamento? Sabato prossimo alle 17 giochiamo in casa con il Volley 2000 di Palermo e speriamo di continuare questa scia che voglio ricordare a chi non è informato, ancora noi siamo imbattuti, quindi da 5 partite, 5 vittorie e quindi vogliamo mantenere questa imbattibilità di campionato. Simone, una bella vittoria conquistata che vi porta in testa al campionato. Sì, siamo molto contente per questa vittoria, ci voleva, aspettavamo dall'inizio del campionato questa partita, è stata una vittoria tosta, le avversarie erano state brave ma il palazzetto era molto freddo e questo ci ha penalizzato molto contro le avversarie, infatti la nostra prestazione non è stata eccellente, non siamo state brave come lo siamo di solito, siamo state molto disordinate ed eravamo molto fredde, i nostri muscoli hanno fatto fatica a riscaldarsi per poter dare il massimo nella partita. E siamo molto contente della vittoria, sono molto contenta che comunque siamo riuscite a portarcela a casa e del lavoro che stiamo facendo. Ci voleva, ora siamo in vetta alla classifica e comunque continuiamo a lavorare sodo per mantenere questa vetta. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv
e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre potete visionare i nostri servizi realizzati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.